Anche in Sicilia nell'Ottocento furono usate le ghigliottine per le condanne a morte e alcune di queste oggi sono in mostra. Della storia dell'uso di questo strumento è stato scritto in un libro di Salvatore Mugno. Davide Camarrone. 7 ghigliottine per 7 capovalli, una per ognuna delle grandi città dell'isola, giunsero in Sicilia più o meno intorno al 1822. Il modello era la macchina del francese Jean Guillotin, rivoluzionaria. Distribuiva equamente e con efficienza morte tra ricchi e poveri. Toccò a Palermo di sperimentarla nel 1822. Gaspare Rumore perse il capo sul piano di Santa Teresa, dove lo aveva smarrito 27 anni prima l'illuminista Francesco Paolo di Blasi, coi vecchi arnesi. Prima il boia si arrangiava con la mannaia e il ceppo. Una ghigliottina perfettamente restaurata è esposta al Museo Pepoli di Trapani. Ne resta un'altra a Caltanissetta in più misere condizioni e si ha notizia di alcuni resti a Palermo. L'ultima esecuzione nel 1870 di 2 mafiosi, padre e figlio. Ne ha scritto Salvatore Mugno in 2 volumi, Decollati e sentenze di ghigliottinati in Sicilia, pubblicati da Navarra Editore. Possiamo anche quindi dedurre che ci sono stati almeno un 150 persone, io calcolo, ghigliottinate. Soltanto nella provincia di Trapani io ne ho trovate 24, ma probabilmente erano di più. E quindi poi ne ho trovate diverse decine a Palermo e in altri centri. Storie che paiono tratte dalle cronache giudiziarie di André Gide e dicono di miseria, ignoranza, brutalità elementari. Il racconto dei processi dice invece di indagini rapide, sentenze pressoché inappellabili, di flebili proteste degli imputati e repliche imperative, sicché quei 2 volumi paiono attestare implicitamente l'esistenza di un nesso tra la violenza della pena e la violenza dei processi, del nesso tra ghigliottina e tortura in nome di una giustizia esemplare.